Il governo e il Parlamento nazionale hanno già celebrato i funerali, ora gli enti locali invocano il miracolo per non far morire il mare Mediterraneo minacciato dalle trivellazioni. Anche il Consiglio Comunale di Agrigento, ieri sera sollecitato dall'ANCI di Sicilia, si è riunito in seduta aperta e straordinaria per dire no alle attività di ricerca e di perforazione lungo la costa isolana che va da Mazara del Vallo a Ragusa passando per la città dei Templi. Danni altissimi, dicono gli esperti, legati alla distruzione della fauna e della flora e rischi elevati legati ai possibili sismi e alla presenza nel canale di Sicilia, alla luce di nuovi e approfonditi studi, di un vulcanesimo sedimentario. Abbiamo scoperto quelli che si chiamano pockmark, sono dei crateri da eruzione sottomarina, di cui uno credo che sia il più grosso di tutto il mar Mediterraneo, proprio nelle acque prospicienti Siculiana, Porto Empedocle, poco a largo, 12 miglia, con un cratere di quasi 1 chilometro di diametro. L'esplosione di sacche di gas, abbiamo visto quello che determinano, abbiamo visto purtroppo le Maccalube di Aragona, immaginiamo quello che determinano in mare. Eppure il decreto Sblocca Italia è stato appena convertito in legge con il voto dei partiti che sostengono il premier Renzi e adesso allora la partita si sposta sul terreno amministrativo delle autorizzazioni. Prima di dare le autorizzazioni si facciano seriamente le ricerche e che scientificamente vengono comprovate. Se vogliono bene a questo paese, soprattutto alla Sicilia, devono regolarmente negare le concessioni alle 15 autorizzazioni che sono in corso. Assieme a Ruvolo, che a Palazzo Madama ha provato senza successo a contrastare il provvedimento, ieri sera presente tra i banchi di Aula Sollano un altro senatore di Forza Italia, Antonio D'Alì, il quale ha stretto l'obiettivo sul ruolo che assume ora la regione siciliana. So che già 4 regioni della costa adriatica hanno deciso di impugnare in Corte Costituzionale questa norma e la regione siciliana non può sottrarsi, a mio giudizio, ad essere la quinta che è necessaria come numero per poter attivare il dibattito in Corte Costituzionale. E sulla stessa frequenza d'onda il deputato regionale dell'UDC Margherita La Rocca Ruvolo. Da qui poi partire per un ricorso alla Corte Costituzionale che dovrà fare il Presidente della Regione Sicilia, quindi la palla va in mano ora al Presidente che deve avere questa coerenza, diciamo, di ricorrere per bloccare l'articolo 38. Ma così come il PD, il Nuovo Centrodestra e Lista Civica, anche il suo partito, lo Scudo Crociato, a Roma ha votato lo Sblocca Italia e allora la domanda nasce spontanea. Questo significa che i riferimenti nazionali non seguono le indicazioni che arrivano dal territorio della Sicilia? Ci si poteva astenere, sì, ma ci si poteva pure opporre, insomma, quindi questa ad altri la palla, non a me. Quindi voglio dire, ognuno poi ha una responsabilità personale, non solo nella vita ma anche nella politica. E a proposito di Sblocca Italia, il deputato all'Arsi di Articolo 4, Salvatore Cascio, ha ironizzato così. Spero che lo Sblocca Italia non abbia un sottotitolo, Affonda Sicilia, perché ci hanno tolto la possibilità di decidere sul nostro territorio. In aula presenti anche i deputati regionali Matteo Mangiacavallo del Movimento 5 Stelle e Vincenzo Fontana dell'NCD. Al termine del dibattito il voto. Il Consiglio Comunale di Agrigento ha approvato all'unanimità l'atto di indirizzo contro le trivellazioni nel canale di Sicilia.